E bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora siamo al circo mediatico giudiziario sulla pelle delle periferie. Cos'è il circo mediatico giudiziario? È quella stortura dell'ABC, del vivere civile che in questo paese impera almeno dal 1992, per cui l'iscrizione nel registro degli indagati di qualcuno equivale a uno stigma sociale, se non già una sentenza di colpevolezza. Cioè tutto poi il normale sviluppo del sistema della giustizia di uno Stato di diritto è archiviato a dettaglio, c'è già un timbro di colpevolezza. Ed è quella cosa in cui informazioni delicate, come appunto l'iscrizione di qualcuno nel registro degli indagati, sono buttate subito nel ventilatore, diciamo, sono subito diffuse ed escono subito dagli uffici in cui dovrebbero essere custoditi, sempre verso le redazioni dei giornali, con obiettivo finale, è autoevidente, lo sputtanamento dell'iscritto nel registro degli indagati. È quel canale perverso, ma che ormai noi diamo per scontato, appunto tra procure e redazioni. Perché diciamo che ora viene sulla pelle delle periferie? Perché come voi sapete, due carabinieri sono appunto iscritti nel registro degli indagati relativamente alla vicenda in cui purtroppo ha perso la vita il 19enne egiziano Rami El Gaml al Corvetto a Milano. Sono iscritti anche con dei ipotesi, sottolineiamo ipotesi, parola che non trovate tanto nei titoli e negli occhielli di oggi, ipotesi di reato molto pesanti, come falso in atto pubblico e depistaggio. Queste due ipotesi si riferiscono da un lato al fatto che quando arrestano il 22enne che era alla guida del mezzo, nel verbale non fanno riferimento a un impatto tra l'auto dei carabinieri e la moto su cui erano i due ragazzi, impatto che invece si ritiene sia avvenuto, seppur accidentalmente. Il depistaggio è perché questi due carabinieri avrebbero intimato a un testimone che aveva registrato un video di questo supposto impatto di cancellarlo. Come vedete, ripetiamo, ipotesi di reato molto pesanti. Teniamo a ribadire che i due sono innocenti fino a prova contraria, che peraltro vuol dire innocenti fino al terzo grado di giudizio. Questa è un'altra cosa ormai che si è completamente persa, ma diciamo che sarebbe un'ovvietà nel paese di Beccaria. Eventualmente saranno colpevoli se fossero condannati per queste due ipotesi di reato in terzo grado, perché oggi ovviamente il clima è quello solito in realtà che ormai impera in questo paese, di caccia antropologica e ideologica alle divise, che specula su questa notizia. E però in questo caso è a maggior ragione inquietante la mancata riservatezza, per usare un eufemismo, o per essere chiari, la diffusione immediata della notizia col fine dello sputtanamento, sono ancora più gravi perché vanno a incidere su una ferita dell'attualità e su un pericolo sociale che si è manifestato. Cioè io mi domando, questa notizia è uscita evidentemente da qualche ufficio giudiziario. Chi l'ha fatta uscire però non vive su Marte, non vive, come dire, non è una monade isolata da quello che avviene attorno. Sarà a conoscenza del fatto che a Milano ha fatto capolino un clima da rivolta delle banlieue, che il Corvetto è stato sequestrato per 2 giorni da squadracce di rivoltosi, tendenzialmente di nordafricani, che appiccavano il fuoco, attaccavano le forze dell'ordine, fermavano le macchine, investivano ragazzi, una ragazza è andata in ospedale, insomma si arrogavano il diritto di prendere il controllo esclusivo del proprio quartiere, di esercitare la violenza contro la polizia che aveva ucciso Rami, contro le forze dell'ordine, scusate, che avevano ucciso Rami nel loro racconto. Lo sapranno che è successo, no? Sapranno che non è un fenomeno estemporaneo, è un fenomeno che ha radici nello stato di molte nostre periferie,
che sono state rese ghetti, soprattutto da amministrazioni come dire, poco radical, in realtà è molto chic, che si sono dedicate esclusivamente a un'attenzione ossessiva ai centri storici, alle ZTL. L'amministrazione Sale è campione in questo, è l'amministrazione di Monte Napoleone, di Via della Spiga, abbandonando le periferie e facendole ricettacolo di tutte le tensioni che sgorgano da immigrazione incontrollata, mancata integrazione, comunità che loro stesse spesso si rifiutano di integrarsi o ritengono appunto di avere loro il monopolio del controllo sul territorio. Tutto questo è deflagrato con la morte del povero Rami. Lo sapranno nell'ufficio giudiziario in cui è custodito questo atto, no? E diffonderlo urbi e torbi non è un atto di grande coscienza civile, di grande responsabilità, perché da domani ovviamente le suddette squadracce avranno strumentalmente un motivo in più per farlo, diranno vedete che sono stati i carabinieri, abbiamo ragione, e quindi insomma noi speriamo di no, ma ci aspettiamo altre scene come quelle già viste. Quindi il circo mediatico giudiziario alimentato da qualcuno che sicuramente non vive al corvetto, sulla pelle del corvetto, no, non è un bel vedere. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.